Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Beni beniasa e beni beniusu a un otto più nudo boga bogi. Siamo andata in limba sarda capo di donai bogi a chi ne ha di decido de bifi, traballai e frinca in Sardegna. In questo ottobio si che uso su biagi nostro menis comune su pitticusu de Sardegna, che garantavo non si sguidai, e uso a cannosci de insoru is comunusu de Padria, Sodì, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile e Mara. E scoperendi gallaniasa e is tradizionis e prusche tutto is personas che con opinioni a mantia ci canta de fabbricai pagasa. Un dretto arricco de testimonius de voces berteras e de esperienzias che si contano a savrozza de comunus pitticheddus, ma pius, che non si volenti arrendi e che allogano un patrimonio de genti e de cultura preziato meda. Palasa de dogna via, de dogna domo, de dogna cara, duesti una cappiu funcudu con sa terra nostra. Esti proprio in noi che nasce di un'ispera po' un benidori che lo possibili. Con su goru e con sa voce de chi ni credi in sa Sardegna. Negli anni 50-60 ha cominciato questa forte migrazione. Tutti sono giovani che sono andati qui in Germania, in Francia, in Svizzera. E uno che è andato fino in Argentina, un tio mio, nel 1950, che è andato in Argentina. Finita la guerra, non aveva lavoro, è spartito. E poi che è tornato lì, quando è tornato in Sud Amizza. Quando la regione ha aiutato questi immigrati a rientrare, non a rientrare stabilmente, ma a rientrare in Sardegna nel si può aumentare questa Sardegna. In questo periodo sono venuti pure sul figlio di questi immigrati in Argentina. E una sorella mia, con un altro picciocco di origine di Cuglieri, su babbo, si sono conosciuti e si sono coggiati. E sono in Sardegna come vivono in Tattari, lavorano e vivono in Tattari. Quindi è una situazione di una immigrazione a suo contrario questa. Sono stato fortunato, sì, che poi ho facciato il suo lavoro appena mi sono diplomato. Io mi sono diplomato nel 67 e nel 69 sono entrato a lavorare in Porto Turres. Sul 1 agosto del 69 e sono andato in pensione in Sud Amizza Chimbe. Dal Sud Amizza sono entrato in comitato di Sant'Antonio Abate. E quindi una delle attività è quella, ma è un'attività che non è che dura un anno, la preparazione di questa festa dura da una vita all'anno. No, l'unica possibilità di chi veste è che posso giovane, chi vuole restare in questo lavoro, si desideri a creare attività di lavoro, ma non è che resta per fare in patria, ma in zona, in modo che la gente possa andare, non so, in Giave, o Macumere, o se c'è lavoro, si questo lavoro in questa zona, la gente dai no che può andare qua a lavorare e rientrare a Bid. Se non vedo questa cosa non si è andato da niente. Il suo paese è destinato, per me, è destinato a finire. È bello, a patria, è bello che cosa al meta. Se uno si vuole dedicare a questa cultura, abbiamo diverse
zonas archeologicas che possono essere incrementate, però bisogna di gente preparata per fare questo. Quindi la regione può fare questo, oppure andiamo sull'agricoltura, però l'agricoltura è una cosa un po' difficile perché è legata a mille situazioni, a mille problematiche, quindi non è che risolvendo l'agricoltura in patria si può aumentare la popolazione. La popolazione si può aumentare, ripeto, sempre con il suo lavoro, un lavoro sicuro e stabile. Se no, siamo destinati a diminuire sempre. Vivendo in noi, chi viene da fuori, questi sono immigrati, chiamiamolo turisti, chi viene a vita, si acciappano bene, gli spiace il luogo, il luogo è bello, è tranquillo, e che ne si comprano saldomoro, però è sempre una cosa temporanea, no? Chi si compra saldomoro no, ripeto, questo sono inglese, tedesco, finlandese, uno finlandese, uno siamo del russa, e sono in vita, quando sono tranquilli, vivono bene, sono contenti. Però questa è gente che chi sta da pago in vita. Un mese, 2 mesi e poi si candida. E noi torniamo a incominciare. Gente paga. Già è vero che si dice una gente paga questa ona, però la festa si paga con la gente, non con gente paga. Vivere in Suddi è una scelta. Io sono nascido in Nove e iscoite può essere complicato ma finzar bello. Poi te dua tranquillità, dua tutto in Nove. Penso che vivere in Nove sia un'opportunità di volo. Siamo si ricorda de medas cosas, de cosas archeologiche, de storia. E penso che i giovani specialmente, ma vinza su spremmannos, si devono dedicare a queste cose, e scoprire che succede in noi in questi anni più è fatto di noi. Ho scelto sul fatto di mi candidare con questa amministrazione, perché lo penso, lo ho sempre attento a Saida, è sempre di stare più un amore e un odio, che a volte sono ma che mi devo fare, poi te Saida spitticca, eppure siamo sempre tirando avanti e cercando di fare sempre una cosa per un avvenire in mezzo. Per me, il problema per umano è che specialmente su spizzoccos de o e namos, non crede che abbiamo un tesoro in mano. Penso che il problema per umano sia questo. Poi teniamo tutto, possiamo abbarrare tutto in noi, a vivere di noi in vita, e penso che il problema per umano sia questo, che la gente non deve credere a ciò che teniamo. A parte si andando a poter ballare, poi in noi triballano sin da Zappata, quindi la maggior parte sono in continente, e parte si crea una famiglia alfa horas e quindi sono costretto a andare. Però precedentemente la gente che sta andata perché non credeva da sair da Viticca. Su numero non è cambiato meda, come siamo 120 e prima siamo arrivati a 130, 140. Stiamo andando di 20-30 anni fa. Noi da cucinare assistat non ci siamo accattati ormai da perché grazie a Dio questi ultimi anni sono nasciti VP, questi ultimi 6 anni sono nasciti 6 PP e poi Saida Ermeda. Per me si deve creare prima di tutto unione tra di noi.
unione. S'unione due ghere in cui si è andato adienanti. Creando unione si deve cliccare e valorizzare Saida. E poi a me, una volta che si valorizza Saida, è che arriviamo da valorizzare a vero, mentre si aspetta, la gente non si canta. Beh, sul lago nono poiché abbiamo scritto di fare, non noi, ma precedente amministrazione ci hanno scritto di fare qualcuna cosa, poi un sorvincolo che ha dato la regione non si vuole più fare nulla in sul lago. Però la manifestazione dei Santos o di altre manifestazioni sono state fatte e si va in esempio. Come si vede da vista, questa è una ricchezza, si può creare qualsiasi cosa. E si vede da vista che non è valorizzato nulla. In un luogo casi schimmo benissimo che si può fare mille cose, turistiche, culturali, qualsiasi cosa. Quindi penso che per valorizzare, torniamo sul discorso dell'unione, della gente che riesce a fare qualcuna cosa. Una volta che sono vincolato e che la politica comunale non può fare nulla per usare manco la gente di Saida, penso che sia penso che la regione pure deve attuare per questa situazione e per valorizzare la zona, non solo Sodie ma tutti i comuni limitrofi sul lago. Un desiderio che dentro Saida è io torno sempre sul discorso dell'unione, di abbarrare tutti i vari e di comprendere che non deve nulla di malo a essere uniti e a comprendere che Saida deve triballare tutti i vari. In 100 abitanti sono due famiglie, sono 2 o 3 famiglie, quindi qualcuno inconveniente succede sempre. Però, per non si creare questo inconveniente, a me mi tocca da bere di nuovo cosa conca e pensare di andare avanti. In su coro de su Barigadu, a s'allaccan a nord-orientali dessa provincia di Aristanisi, s'agatta da Nughedu, una bidda pitticca con 450 vividorisi. Su nomini è già unu contu. Nughedu, de su latinu nocettum, evoca da un territorio unu tempus ricco de arbores de nugi. Podantisi, Santa Vittoria, torra da su nomini de su monti chi domina da su paesaggio e dona da sa bidda un'identità vunguda e mancai sacra. Seus stetius in noi in Ierru, in una de cussas addisi chi parenti rimmai su tempusu, s'addiri de sa festa de Sant'Antonio Abate, una de celebrazioni prusu identitarias de sa Sardigna. I sfogusu, i rittusu, i gestusu tramandausu, tutto vueddata de sa forza de una comunidade chi puru pitticca arrennescidi a essi unia, accogliosa e con unu consideru umano dei sarreginis suasa. Un momento de importu è stettiu gussu de s'asta chi si tenidi in cresia, con tanto de bandidori. Un ritu collettivu in noi sa vidi s'accappiada con s'ironia, sa partecipazione e sa memoria. Un momento arricco de sentido in noi tottus uscinti che sa tradizione est un atto de amori possa terra in soru. In cussa dì è usu connottu una bidda bia, chi ci di essi domu vinza da pochini d'orra da in noi scettipo sa festa de Sant'Antonio, commenti a meda atras festas chi signanta su calendario rurali e spirituali de su territorio, esti occasioni de torrada, de agattada, de riconoscimento reciprocu. Non intamisi su pesu de su spopolamentu, chi in noi commenti in medas atra biddas de sa Sardigna si vai d'intendi, hanno chedu s'agatta d'unu sentido de resistenza votti meda. Uno scanto de impresas a nasciasa de pagu, s'iniziativa de giovunus chi scioperant de bivi e traballai in noi, funti segnalisi de unu fermentu pitticcu ma de importu. Passillendi intra dei sarrugas amutasa, dei domus in pedra e i giassus de su sattu, si teni di unu sentido de agattai con un luogo in cui d'ogna pedra conta da una storia, in cui sa natura teni d'incora su ritmu su.
Su Monti de Santa Vittoria, billa da sabidda commenti a un'antica divinidade, custodi del ritusu, memoriasa e isperasa. E a pussisi ci funti issusu, i vecchiusu, con fueddusu simpli, ma arricusu de sentidu, che ci cumbidan ta parrai in sabidiscenda in soru. Po da bivi, non scetti po da visitai. Po non lassai che a barri di scetti un ubungiu de domus sbuidasa intra dei montisi. Sapellu in soru è craru, nugheddu non esti scetti un luogo de ammentai, ma uno de scoperri. De scioperai, de torrai a costruiri, in noi apparrai con orgoglio. In noi è usubiu de prusu de unu burgu pitticu, è usubiu un'identità di chi agguantada, una comunità che non si vrimmada, un territorio che ciccada a cammino su nousu, posighiri a bivi. Io faccio sul militare. Io faccio sul militare triballo in Macumere. E viaggio ogni giorno su radile, tanto questo a due passi, viaggio ogni giorno su radile. Poi decido di vivere in Noga e mi sono raccontare a uno chi vuole di mammai e di babbai. E come, quando che finia, adesso dopo mia. Su radile è una idea che attento un spopolamento veramente manno, poi testo fu una ida vivia bene, fu una ida meda per un anno e sugli ultimi 30 anni che ha fatto una calata a perdere un montone di gente. La gente si è andata su triballo, mancavo e la gente comincia a immigrare e meda non è venuto a Rosprusso. Chi è andato a studiare e questa barra nel castello e la ida si è sempre più impiticata. Abbiamo cominciato a bello a cercare di conoscere questa idea, perché è una idea bella, una idea socievole, una idea con gente veramente che deve piacere a conoscere. E poi, insomma, è una idea che quando deve uno giro uno barra di incantato. Quindi stiamo cercando di far conoscere in giro tutto sul mondo, che la gente iscata che questo è un luogo bello quasi e possa bene da vivere in noi. E che qualcuno del Belgio, dell'Olanda, qualcuno del altro Zassor di Sardegna pure che viene a vivere in noi, ha aperto attività di spuro in noi. Quindi questo è un passighetto che stiamo cominciando a fare e è bello che sai di fare qualche cosa di più spuro. Di sicuro siamo su un riferimento che siamo giovani non è una parola, giovani ormai non siamo, però già il fatto che viene, che deve essere un'amministrazione giovane, magari è di stimolo fino a po' chi è bene da vivere e chi non si conosce, comprende che abbiamo un'idea di fare questa idea per da ringiovanire, ecco, mettiamo. Sorradile vive di mezza cosa, poiché una orta fu principalmente una idea agropastorale, ancora è mezza agropastorale, però tornando a quando fu questo che io un montone di attività economiche, una idea di artigianato, una idea di scalpellino, di muradores, io da maestro del linea, maestro del ferro, poi una idea di nuda come te futi, un montone di attività. Come purtroppo è stato barrato pago in nuda di questa idea. E di adesso è bello a tornare a cominciare a imparare questa gente a fare questo triballo che servono, magari cominciando a disinfogliare bene le noghe e a perdere attività. Poi fai azuare sai da crescere e poi azuare lo triballo pure. La cultura è uno strumento trasformento che due funi, perché a parte la bellezza della idea, è una idea che tiene una storia antica, è un'archeologia che sta invidiata in tutto. E quindi questo potrebbe essere uno delle tante cose che due funi deve menzionare questa idea. In particolare che da mettere di cose. Teniamo tante feste, tanto santo da festare tutti gli anni. Non è che ogni mese è una festa, ma quasi ogni mese.
Però purtroppo torniamo sempre con due conti. La gente che può festare questa festa è sempre più spago, Saida è sempre più anziana e quindi adesso è bello a tornare a rinforzare queste tradizioni e questi eventi culturali puro che vanno bello e noi queremos rinforzare per il futuro. Chi bigentas 20 animas chi non data a su connottu da sera de Bonoichinu, su Neolitico Mediu, e non de carra finza a oe, su 2025. La storia de Mara est oramai millenaria. Partiti con sa rappresentazione de su ballu sardu in sos vasos che han ciapidu in sas grottas e su trigu antigu. Oe non ciappamos a non tenere quasi più nudda, che su connotto è spelditu, non bisogna più sos anzianos che non lo raccontano e dobbiamo tornare a studiare in sos liberos su che si conosce ad ogni dia e si fa ad ogni dia. Camara, come tradizione, è agricola, pastorale, vede organizzata in sozios po saradura dei sos terrinos, che teniat una produzione che vedi de in Portuga, faghiat de 8.000 quintali di trigo, de qualità importante, quindi narramos che oggi si dia poter narrare il leader in sa produzione di su trigo, ma non solo di su trigo. Come si narrai prima, ogni abitante di Saida teniat su piccolo su terreno suo, quindi non baiat raccos e come mi venivano innanti, non baiat manco patrono, ognuno fi patrono di ognuno e ognuno fi teracco, ognuno produiva su suo e su baratto a cambiare sa merce uno con s'atteru fi sa normalità, che su inari non baiat circolazione e non esistia come in Como. Mara ancora conosce questa tradizione antica di coltivazione. Piantiamo su melone de siccu, melone che non tiene bisogno di acqua, può crescere, può mattas, che mano a mano si spendendo tutta questa cosa che oramai a campagna non bisogna andare nessuno. Qualcuno sta tornando a Saida, qualche continentale, qualche stranzo di fuori e scomporrende qualche domo e piano piano si sta appassionando a sa cultura de Mara, a sas tradiziones, che sono sas associaciones, tenemos su balletto, tenemos su coro, sa Prolocco è attiva, quindi si può dire che non manca nulla. Non manca da uno pago sue guerre, queste cose, e sulle mandare avanti in un altro modo. Magari facendo arrivare su turista e facendo bella conoscere die po' die questa cosa, però su tempo già il mastro e non si può fare comprendere su chi non manca. Giovani che andiamo a spago, in tutto tra le elementari e medie e superiori arriviamo a 30-35 pizzinos. Speriamo che nessi gustos comprendano il valore di stare in una ida come Mara. In questa gente si può conoscere per su sambinato e non per un numero in sa alta identità. Figlio di tale, su nepote di tale, figlio di chiesese. Ma quando battiano al museo da fuori non avrai mai te dinara, sa museo de, sa netta de, che si identificativo vicus, come inteso sparallumenes, sopranomi, pronomen, poso romanos,
identificativo, Mara, quindi Giovanni Battista, tutto, poi su Santo, che suo patrone è Giovanni Battista, e quindi Giovanni Battista che andai a Meda e tanto vuole identificare che il cognome pure a volte a fine simile, ogni figlio venia su nome di suo babbo e quindi vari figli teniamo sul figlio con suo stesso nome, e tanto su figlio di Mazzone, su figlio di Asumudo, e ognuno lo identifica con suo parallume. Mara su 60, 50-60 è arrivato a 1500 abitanti e poi con la prima emigrazione verso la Germania, verso l'Australia ha cominciato a minare e oggi siamo su 520. Si va a narrare che negli ultimi 3 anni dell'amministrazione in Cresodeo siamo restati senza cambiamento, siamo restati come femmine. Alcuni che stanno andando, coppie che si sono sposate, si sono trasferite a Salighera, però il progetto regionale si spopolamento a segno del mantenimento dei pizzini hanno garantito nascita, se pizzini hanno passato, se pizzini hanno e siamo su un luogo stabile. Su progetto europeo che vedi un obiettivo 1 lì in Araini, e noi non definivano che dobbiamo sparire in 40 anni, noi facciamo andare a davanti altro, non siamo d'accordo che fra 40 anni il mare non è più, potete essere chi potete incrementare, che alcune sta arrivando e forse si speranza a bestia se seguiamo a dare opportunità alla gente. Dio, la verità narro sempre, non andare a luogo se non gioca sul biglietto. Poi a me sul biglietto è sa formazione. Che senza un titolo che può essere sul diploma, sa laurea, ma pensa su titoli specialistici professionali è sul fondamento per il suo lavoro. E quindi, come noi siamo insediati, abbiamo contattato un'agenzia formativa di Cagliari. Che la verità prima non è stato lasciato andare, non si è lasciato correre su Chinaramisi, però poi ha compreso che aveva un'opportunità di Alanzu e del bene da Bissulù. Noi vimisi, come vimisi e sono spurani scommesso, quindi abbiamo accreditato un'aula della scuola, aula di formazione, e abbiamo fatto il primo corso, che ognuno si ha pagato di persona. Poi del primo corso che si sono attestato 18 persone, con l'unione dei suoi comuni dei Danoa a Ramos, che facciamo parte a pari altri 4 comuni, sopra l'insistenza mia, abbiamo fatto il secondo corso, questa volta però finanziata sul 70% dall'Unione. E noi abbiamo tentato il iscritto, il non iscritto, che come sono a compimento del suo corso che sono facendo il tirocinio in ospedale e quindi a breve questo spuro deve essere pronto per il suo lavoro. Abbiamo vinto 2 progetti europei, in Europa lo definito delle buone pratiche, delle cose che si devono fare in solo luogo o poi stare bene. E noi forse ad aprile concludiamo tutta questa cosa e dobbiamo andare in Turchia, pare sul Barranzello, che sono la polizia locale, rurale, per quanto riguarda il sistema di antincendio e di gestione delle comunità agropastorali. Un altro progetto, sempre delle buone pratiche, è sul sistema culturale che teniamo per mantenere in agricoltura e quant'altro, e noi siamo a esportare sul sistema nostro di produzione a secco delle culture, che oramai 2 o 3 comuni in tutta la Sardegna lo utilizzano, e Israele, pare di una fesseria, le sti studiando come fanno a produrre questa scultura in asciutto, senza abba. Sul desista allenare che non che con 20.000 euro comprano una domo e si la lasciano a belta, non entra nessuno. Quindi
si può vivere ancora serenamente, si può dormire con quella tranquillità che dormia sul bezzo al nostro, usa già sa tuppa come tenevamo noi, la chiave nella serratura perché non la comprendete, e vivere tranquillo, che non ha bisogno di frisciare una gianna quando ognuno ti chiede male. E quindi la volontà di esistere a testa che noi, io posso pensare su chi chiede, ma noi fra 20 anni non andiamo a ragionare e siamo ancora in noi. Stato più puro e usa cabao, grazie a voi seguiu. Si torrà su a virista ci da chi benidi con un atto più nudo e poca voce. Che come sempre si volete segnalare eventi su fatti, su acconti, su chi pensai si possano essere da cavallo ad uso scontai, scrivesi a una lettera a suggiasso vogabogi.tv@gmail.com. Poi tasio su noi, più che altro, poi intendi sa bogi da vosatrus.